Telespettatori di Antena 3, buona giornata, ben ritrovati con l'edizione straordinaria dei nostri telegiornali che oggi, domenica, come le altre giornate, vi terrà compagnia da ora dalle 12 fino alle 13:30. In primo piano la questione ancora relativa all'andamento dei contagi da coronavirus nella nostra regione, perché si registrano 8 nuovi casi positivi di positività dal bollettino che è stato diffuso proprio poco fa dall'azienda Zero. Lo vediamo insieme, uno a Padova, uno a Treviso, uno a Venezia, uno a Vicenza, uno relativo ad una persona domiciliata fuori regione ed un'altra ancora in corso di assegnazione. Continua a salire negli ultimi giorni, l'abbiamo visto invece, il numero delle persone in isolamento domiciliare, che è salito a 1298. Non si registrano al momento fortunatamente altre vittime negli ospedali della nostra regione, ma quello che sta preoccupando in queste ultime ore è il nuovo focolaio che è stato individuato in provincia di Treviso in una casa di riposo. Si tratta del Bombozzolla di Farra di Soligo, dove sono stati effettuati, con un grandissimo lavoro da parte del personale sanitario nelle ultime ore, sono stati effettuati ben 200 tamponi e complessivamente sono 10 le persone risultate positive, 8 ospiti e 2 operatori. Allora, proprio per fare il punto su questo focolaio scoperto tempestivamente in provincia di Treviso e che riguarda, appunto, ripetiamo, una casa di riposo, quindi un luogo particolarmente a rischio, abbiamo in collegamento telefonico il direttore generale dell'ULSS 2 della Marca Trevigiana, Francesco Benazzi. Direttore, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, vogliamo fare un po' il punto su questo nuovo focolaio che ovviamente sta creando una certa apprensione nella popolazione, trattandosi appunto soprattutto di un focolaio scoperto in una casa di riposo. Sì, guardi, noi è stato quella persona che voi vedete oggi su Treviso il positivo, è la persona che era stata negativa già a 2 tamponi per essere poi inserito nella casa di riposo Bombozzolla. Quando è entrato è stato messo in camera con un'altra persona, giustamente perché era negativo, poi si è positivizzato a un altro tampone e naturalmente questo ha a sua volta ovviamente contagiato anche il compagno di camera, che è risultato positivo, insieme sostanzialmente ad altri ospiti e a 2 operatori. Devo ringraziare il dottor Moretto e tutta la task force e il dottor Rigoli, perché guardi, grazie al piano di sanità pubblica della Regione Veneto sono stati fatti 203 tamponi immediatamente con l'esito. Infatti l'esito sono queste persone che sono positive. Queste sono state direttamente isolate dal direttore della casa di riposo Eddie Frezza in collaborazione con il dottor Moretto e messi un nucleo a parte proprio per evitare altri contagi. Contemporaneamente, per fortuna, a parte il signore di 96 anni che è ricoverato in malattie infettive a Treviso, e oggi ho sentito il dottor Scotton che comunque non dà problemi di salute, nel senso che la patologia è sotto controllo, per cui anche questo signore non è certamente a rischio. Tutti gli altri ospiti sono negativi e esattamente oggi, verranno testati altre 78 persone, perché andiamo a studiare con l'ispettore di igiene pubblica, la dottoressa Pupo, anche tutti i vari contatti sia dei familiari degli ospiti che sono entrati in 14 giorni precedenti in struttura, sia i fornitori. Quindi questa sera alle 18 dovremo avere un quadro chiaro e preciso, per cui diciamo che comunque niente allarmismi, la situazione è sotto controllo. Ecco, direttore, sicuramente un elemento, diciamo, significativo anche su quanto subdolo possa essere questo virus è il fatto che, nonostante, insomma, tutte le precauzioni, quindi il doppio tampone che è stato eseguito a questa persona prima di farla entrare in casa di riposo e di porla appunto assieme agli altri anziani, era risultato negativo per ben 2 volte, quindi significa, immagino, insomma, che
sia veramente molto importante non abbassare la guardia mai in questo momento. Assolutamente no, guardi, ha ragione il Presidente Zaia quando dice rispettiamo le regole, assolutamente le regole, perché siamo tutti a rischio. Il virus purtroppo io dico che è un po' birichino, nel senso che sembra tranquillo, che non ci siano casi e poi si insinua senza che neanche ce ne accorgiamo, anche perché abbiamo tanti positivi asintomatici. L'operazione a maglie strette che abbiamo fatto e che vuole la Regione, giustamente la Regione con la dottoressa Russo, è quella di testare subito, immediatamente ed isolare. Quello che stiamo facendo, però questo significa che il virus, come giustamente ha detto lei, sta girando e questo comporta il fatto che dobbiamo tutti rispettare le regole per evitare ulteriori focolai. Ecco, per quanto riguarda invece, Direttore, l'appello che lei aveva già fatto nei giorni scorsi alle badanti, perché un'altra preoccupazione insomma, che era emersa in queste ultime ore era appunto di questi piccoli focolai che si erano generati anche nel nostro territorio a seguito di badanti, di signore insomma, che accudiscono gli anziani, che sono rientrate in Italia dal loro paese d'origine portando con sé il virus. Il caso specifico appunto era quello di un pulmino con diverse signore. Lei aveva lanciato l'appello affinché venissero appunto a fare il tampone. A che punto siamo? Si è presentato qualcuno? Sta in qualche maniera avendo riscontri questo appello che è stato lanciato e che sappiamo insomma è molto importante, proprio perché queste signore entrando nelle case degli anziani è fondamentale insomma che non siano positive, magari seppur asintomatiche. Sì, qualche persona si è presentata al settore igiene pubblica, però ancora poche rispetto al volume che sembra ci sia di persone che fanno le badanti nel nostro territorio. Quindi l'appello va ancora ovviamente replicato, va portato avanti, perché continuiamo a dire noi vogliamo fare il tampone per evitare alla badante e a chi lei cura problemi di sanità pubblica. Noi non andiamo certo a fare segnalazioni, a noi interessa la sanità pubblica, per cui dopo se la persona si regolarizza in un secondo momento, anche se oggi arriva e ancora non è regolarizzata, venga da noi, facciamo il tampone e poi ovviamente può tranquillamente stare nel nostro territorio, creando ovviamente un ambiente che dove non c'è il virus. Ecco Direttore, ritornando alla casa di riposo, al Baumozzola di Farra di Soligo, si è riusciti a capire in questa maniera l'origine della positività, chi sia insomma il caso zero che abbia portato questo anziano ad essere contagiato? Finché non abbiamo l'esito degli altri 70 e passa tamponi che faremo oggi e avremo stasera, credo che il dottor Rigoli ancora non riesca a dare un quadro. Stiamo lavorando su questo, solo che vogliamo essere certi, deve essere sequenziato anche il virus, devono essere fatti ulteriori tamponi, vanno tracciati tutti i collegamenti, per cui ancora è prematuro. Credo che la prossima settimana dovremo avere un quadro più certo e sapere anche evidentemente da chi è partita l'infezione. Direttore, un'ultima domanda prima di salutarla, e mi scuso anche se l'abbiamo disturbata nella giornata di oggi, di domenica, ma per quanto riguarda la popolazione, diciamo, che messaggio vuole dare lei in questo momento? Stamattina abbiamo ricevuto anche in redazione diverse telefonate di persone che hanno saputo appunto di questo focolaio e sono preoccupate, soprattutto chi ha magari anziani nelle case di riposo. Certo, intanto il messaggio è questo, per fortuna le norme, il protocollo che ha fatto la Regione Veneto ci aiutano ovviamente a individuare subito i casi, quindi non creiamo allarmismi e che tutti stiano tranquilli. Stiamo testando tutti i contatti, per cui andremo a isolare a livello domiciliare chi è positivo, però l'appello che continuo a dire e continuerò a dire finché ho fiato è che usate le mascherine in ambienti chiusi, lavatevi le mani spesso e mantenete la distanza di sicurezza. Queste sono le tre cose fondamentali. Se fate questo il rischio di contagio è uguale a zero.
Questo è il messaggio che vorrei continuare a dire, perché un po' di lassismo purtroppo l'ho visto e continuo a vederlo tra le persone. Grazie direttore, Grazie a voi, ci aggiorneremo naturalmente prossimamente su questa situazione. Grazie a lei, ancora buona giornata e buona domenica. Allora, quindi avete sentito, no? La situazione in questo momento è quella che ci ha illustrato il direttore Francesco Benazzi dell'ULSS 2 della Marca Trevigiana, quindi 10 positivi, 8 ospiti e 2 operatori. Ed ora si è in attesa dell'esito dei tamponi che verranno effettuati oggi, dopo i 200 che sono stati già effettuati nelle ultime ore, un'altra settantina di persone, di contatti appunto di queste persone contagiate a Fara di Soligo, alla casa di riposo Bon Bozzola. È chiaro quindi che in queste ore la questione anziani sia come non mai, insomma, sotto la lente di ingrandimento. Abbiamo visto appunto questo focolaio, abbiamo sentito nei giorni scorsi il problema delle badanti, e quindi naturalmente c'è grande preoccupazione, comunque insomma apprensione nelle famiglie in questi giorni. Proprio per parlare di questo argomento abbiamo in collegamento Skype Laura Vacilotto, presidente delle ACLI di Treviso. Buongiorno dottoressa, grazie per essere con noi in collegamento. Ecco, ha sentito assieme a noi, insomma, in diretta quelli che sono gli aggiornamenti su questo nuovo focolaio. Sono molte le famiglie che si rivolgono a voi in questi giorni proprio perché sono preoccupati per questo problema. L'estate, peraltro, sappiamo, è un momento molto particolare per chi ha degli anziani in casa, chi ha delle badanti che li accudiscono, magari la badante rientra a casa per un periodo di vacanza, c'è la necessità di trovare una sostituta, oppure ci sono anche molte badanti che stanno rientrando in Italia dopo che nella fase di lockdown erano rimaste diciamo confinate nel loro paese d'origine, e quindi ora stanno ritornando a prendere servizio presso le famiglie. La situazione dal vostro osservatorio com'è? Allora, da sempre l'estate è un momento particolare perché appunto le lavoratrici domestiche rientrano appunto nei loro paesi, c'è bisogno di una sostituzione, quindi da sempre per le famiglie il periodo estivo è un periodo critico perché si trovano a dover inserire una persona magari nuova all'interno del nucleo familiare. Tornando un po' alla riflessione che faceva il dottor Benazzi prima, no? All'appello non hanno risposto ancora in molte lavoratrici domestiche. Personalmente non mi stupisce particolarmente perché credo che ancora una volta non ci si interroghi su quello che accade dopo al test, cioè quello che accade nelle famiglie dopo che è stato fatto il test alla lavoratrice domestica. C'è il timore che laddove l'esito sia positivo, chiaramente, si generi, secondo me, un vulnus all'interno proprio dell'accoglienza del nucleo familiare. Cioè, ricordiamoci sempre che le famiglie che assumono una lavoratrice domestica per accudire i propri cari, gli anziani o comunque delle persone malate, vivono proprio con estrema difficoltà il fatto che questa persona si allontani dal nucleo familiare, perché per tessere delle relazioni fiduciarie di una certa entità c'è bisogno di molto tempo e di conoscenza. Quindi credo che appunto un'organizzazione come la nostra, in relazione un po' anche con gli enti pubblici, debba interrogarsi su che cosa accade dopo. Cioè, chiaramente siamo tutti d'accordo che è necessario fare i test e verificare e prevenire quanto possibile la ricomparsa del virus, però non possiamo dimenticarci che l'agire in questo senso ha delle conseguenze positive o negative che siano, quindi bisogna ancora insistere sul concetto di senso civico e però di accompagnamento anche di questi processi, credo. Sicuramente, ne abbiamo parlato anche ieri con Nicola Talmi della CGIL, che sta seguendo proprio questa questione, soprattutto per quanto riguarda i percorsi di regolarizzazione delle badanti che sono appunto previsti dalla sanatoria, che ricordiamo è possibile effettuare fino al prossimo 15 di agosto. Uno dei problemi è anche quello proprio di dove far alloggiare queste signore una volta effettuato il
tampone, perché appunto l'abbiamo sentito dalle parole del direttore generale, comunque anche in caso di tampone negativo, se la persona viene da un paese a rischio deve rimanere le 2 settimane in quarantena. Quanto subdolo sia il virus l'abbiamo appreso proprio da quest'ultimo caso di queste ultime ore, un anziano risultato negativo addirittura 2 volte di seguito al tampone, poi positivizzatosi dopo che era stato appunto inserito in casa di riposo. È chiaro quindi che la precauzione massima implica anche queste 2 settimane di quarantena. Le badanti, come sappiamo, molte di loro insomma alloggiano nella casa dell'anziano che poi dovranno accudire, quindi è chiaro che è evidente insomma che la quarantena lì non la possono fare, quindi si apre diciamo tutto un problema che va affrontato insomma in qualche modo. Le vostre richieste in questo senso quali sono? Allora, se possiamo lanciare degli accorgimenti o comunque delle attenzioni che si possono tenere. Allora, da sempre le ACLI chiaramente hanno nella loro mission come obiettivo quello di ottenere un lavoro regolare. Uno dei risvolti positivi in questo contesto di avere una lavoratrice domestica in regola è proprio questo. Esiste uno strumento che è la Cassa Colf, che è un fondo sanitario e assistenziale che si affianca alle prestazioni rese dalla sanità pubblica e in una certa misura consente una sorta di diaria giornaliera, cioè retrocede alla lavoratrice domestica una diaria giornaliera per proprio vivere il periodo di quarantena fuori dal luogo nel domicilio nel quale spesso lavora e anche vive. Ora, anche qua, regolare è meglio anche per questo, cioè il ragionamento che si fa, la regolarizzazione di un rapporto di lavoro è effettivamente e principalmente tutela dei diritti del lavoratore, ma in questo caso anche delle famiglie che accolgono i lavoratori in casa. Quindi inserirsi in dei percorsi formali e, ripeto, regolari, non penso solo alla regolarizzazione dell'emersione del 2020 di adesso, penso anche a quelle forme proprio di lavoro, di lavoretto grigio, insomma informale. Ecco, in questo momento storico davvero diventa complicato gestire la dinamica sociale, la dinamica sanitaria e consentire per esempio un atteggiamento, un percorso di prevenzione che sia efficace. Per quello che dicevo prima, gli anelli deboli in un rapporto di lavoro domestico sono 2, la lavoratrice e la famiglia. Spesso, ripeto, il problema in capo alla lavoratrice si retrocede anche appunto nella famiglia che l'accoglie. Quindi, ripeto, lavoro in regola, il principio della Cassa Colf e, perché no, prevedere delle forme anche di tutela delle famiglie che assumono le lavoratrici domestiche. Quindi esiste già la detrazione insomma nella dichiarazione dei redditi per i contributi versati alle lavoratrici domestiche, però magari insistere un po' in quel percorso rendendolo anche economicamente vantaggioso per le famiglie che decidono di regolarizzare. Questo mi sentirei di sottolineare. Anche perché appunto, come giustamente lei diceva, in questo settore gli anelli deboli della catena sono 2, perché dobbiamo pensare appunto alla prospettiva della signora, insomma della badante, della colf, e anche a quella della famiglia che accoglie questa persona. Noi ora ci fermiamo, mi chiede la pubblicità alla regia, per qualche istante di pubblicità, resti con noi che poi continuiamo ad approfondire questo argomento. A tra poco, pubblicità. E rieccoci nuovamente in diretta con l'edizione straordinaria dei nostri telegiornali, in collegamento Skype con noi Laura Vacilotto, presidente delle ACLI di Treviso. Buongiorno ancora nuovamente. Stavamo parlando appunto della situazione relativa all'assistenza domiciliare agli anziani attraverso la figura delle badanti, alla luce insomma delle novità relative all'andamento dell'epidemia nel nostro territorio che abbiamo sentito appunto nel corso della prima parte della diretta. Dottoressa Vacilotto, dunque in questo momento le richieste più frequenti delle famiglie che si rivolgono a voi? Allora, le famiglie hanno bisogno di essere accompagnate rispetto proprio alla tematica dell'accudimento, cioè come accudire al meglio le persone anziane che vivono appunto nelle nostre case.
E quindi un po' un ritornare un po' su un tema che è fondante anche per l'associazione, per la mia associazione, cioè la formazione. Il tema della formazione continua anche delle lavoratrici domestiche è un tema caro alle nostre organizzazioni, è caro anche alla Regione Veneto, perché bisogna anche ricordare che la Regione Veneto da sempre, da molti anni, finanzia dei percorsi formativi proprio per le lavoratrici domestiche, e devo dire la verità, credo sia una delle chiavi per vincere un po' anche questi eventi imprevedibili. Lo è nella misura in cui anche una lavoratrice domestica riesce ad affrontare con competenza e conoscenza un evento così appunto imprevedibile e che ci trova appunto impreparati, come abbiamo detto appunto anche quest'oggi. Quindi una delle cose che appunto ci chiedono le famiglie è proprio questa. L'altra è appunto come fare a gestire questa dinamica appunto delle sostituzioni, cioè quello che dicevo all'inizio, nell'ipotesi in cui la lavoratrice sia costretta a fare un periodo di quarantena, come posso fare ad accudire appunto la persona anziana malata che è appunto un mio caro. E in questo senso appunto il tema dell'intermediazione, dell'incrocio domanda-offerta di lavoro diventa anche qua un tema cruciale. Però mi sento anche di dire che spesso questi processi che mettiamo in piedi anche come organizzazioni per andare incontro ai bisogni delle famiglie sono dei processi che hanno dei tempi troppo lunghi rispetto al bisogno molto imminente e molto appunto pregnante delle famiglie che si rivolgono a noi. Quindi in questo senso credo serva proprio anche una collaborazione pubblico-privato per riuscire a dare delle risposte tempestive attingendo a tutte le risorse che ci sono a disposizione proprio in ambito proprio di cura dell'anziano. Credo che potrebbe essere un'occasione anche di sperimentare dei processi innovativi in questo senso. La sostituzione di una settimana non è come la sostituzione di 2 mesi, capisce? Quindi magari trovare delle soluzioni, seppur tampone, ma che diano una risposta immediata, potrebbe essere una soluzione. Quindi credo che su questo insomma ci sia la possibilità di lavorare, di continuare a lavorare bene su questo versante del lavoro domestico. Sicuramente, è chiaro ovviamente che con l'attuale situazione, l'emergenza sanitaria in atto, un po' è tutto cambiato, insomma quelle che erano le certezze che fino ad oggi avevano consentito in un modo o nell'altro più o meno efficiente insomma di garantire comunque l'assistenza a queste persone, al momento stanno vacillando, insomma sono fortemente messe in discussione, no? Sì. Decisamente sì, e diciamo al timore di natura sanitaria ancora una volta si affianca un timore e una paura di mancanza di risposte proprio di natura sociale che tende a un po' a congelare. Ritorniamo all'inizio della nostra intervista, no? Appunto il dottor Menati diceva all'appello lanciato hanno risposto in pochi. Allora no, io presumo che non è che hanno risposto in pochi perché c'è un disinteresse in capo alle famiglie o in capo alle lavoratrici domestiche rispetto a questo tema. Cioè è più forte purtroppo la paura di capire, di immaginare come gestire quello che succederà dopo, quello che potrebbe succedere dopo una cosa di questo tipo. Ora credo che non sia utile per la comunità, per le nostre comunità, ragionare con delle paure che immobilizzano e non è un ragionamento teorico. Credo che veramente questa possa essere un'occasione per metterci intorno a un tavolo e cercare di entrare nei problemi rispetto anche a questi problemi quotidiani, cercando di dare delle risposte. Ribadisco, un'organizzazione come la mia che fa della promozione sociale la mission principale della propria azione, ha un dovere anche di veicolare dei messaggi come quelli che appunto ci ha comunicato il dottor Menazzi prima. Deve farlo però in sinergia e provando ad ipotizzare anche delle soluzioni, ripeto, dei percorsi alternativi. Non è sempre facile, chiaramente il tema dell'abitare, l'avete ricordato prima, è un tema anche quello molto che ci coinvolge molto in questo periodo, perché effettivamente se io non ho un'abitazione nella quale trascorrere il mio periodo di quarantena, è chiaro che ci penso un po' prima di sottopormi a un test, cioè è umano un atteggiamento di questo tipo, quindi anche là pensare a delle strategie, ripeto, innovative, creative per garantire un regolare anche decorso di processi come questi è a tutela della comunità in senso ampio, quindi della persona, delle famiglie, ma anche della comunità in senso ampio, perché effettivamente le crisi che vivono le famiglie rispetto a dinamiche di questo tipo sono davvero molto gravi.
Sicuramente, e ce l'hanno testimoniato proprio le molte telefonate che sono arrivate alla nostra redazione anche in questo senso. Dottoressa Vacilotto, io la ringrazio per questo collegamento, per questa intervista, per essere stata qui con noi. Buon lavoro naturalmente, buona domenica anche a lei. Un saluto. Grazie a voi, buona domenica. Grazie. Arrivederci. Grazie. Allora, noi ora abbiamo un'intervista al Presidente della Regione, Luca Zaia, per parlare di un altro tema sicuramente di grande importanza sul fronte economico, che è l'altra faccia, insomma, della medaglia di questa epidemia, ed è l'enorme crisi economica esplosa nel nostro territorio, a partire da un settore strategico che è quello del turismo. Sentiamo. Le difficoltà sono molte, anche perché il lockdown e il coronavirus da noi ha dato danni non indifferenti. Abbiamo perso circa 60.000 posti di lavoro, dei quali almeno 35.000 nel comparto turistico. Il turismo è la prima industria in Veneto con 18 miliardi di fatturato, siamo la prima realtà turistica d'Italia con 70 milioni di presenze turistiche. I nostri operatori sono eccezionali, si stanno dando da fare, noi abbiamo cercato di intervenire con delle risorse fresche, con dei finanziamenti, ma non bastano, ci vogliono risorse più importanti che vengano dal governo centrale, e poi siamo partiti anche una campagna che è sotto gli occhi di tutti, insomma la campagna con il Veneto del Land of Venice a livello nazionale e internazionale. Abbiamo soldato gli ambassadors o gli influencer, mi prendevano in giro 4 mesi fa quando lo dicevo, vedo che tutte le regioni fanno così però, e fra l'altro da noi siamo riusciti a ingaggiare questi comunicatori gratuitamente, vendendo loro, diciamo, delle esperienze uniche che poi vivono in Veneto. Si iniziano già a vedere i loro report nel mondo digitale. Direi che è una sfida, certo che sarà l'anno horribilis per il turismo. Noi adesso speriamo di recuperare durante questi mesi di luglio e di agosto, però ormai mezza stagione se n'è andata. Penso a parte della montagna invernale, la montagna estiva e tutto quello che poi riguarda circuiti termali, mare e tutto quello che poi si conosce. Insomma, il Veneto è una regione unica nel suo genere. E lei invita tutti a passare le vacanze qui in Veneto? Ma sì, guardi, le vacanze in Veneto, le vacanze comunque domestiche in Italia, adesso onde evitare che poi vengano fuori polemiche, però di restare nel territorio nazionale, e questo sarebbe fondamentale, e riusciremo a dare un grande aiuto a tutti i nostri turisti. Parliamo invece di scuola. Brugnaro ha detto che gli studenti dovrebbero rientrare il 10 ottobre, così hanno il tempo anche di studiare. Baretta invece dice che rientrino subito da settembre e poi parla anche le elezioni se le dobbiamo fare, le facciamo in altre strutture che non siano le scuole, che poi andranno bene anche in futuro. Secondo lei invece cosa... Ma guarda, il Ministro degli Interni, rispondo a Barretta, è stato chiaro, cioè trovare strutture alternative alle scuole è difficile, ma questo è un problema del governo, insomma, se trovano altre strutture ne prendiamo atto. La verità è che noi dobbiamo anche riaprire le scuole, visto e considerato che i ragazzi non vanno più a scuola dal 24 di febbraio, cioè vorrei ricordare che sono passati mesi, cioè siamo marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, sono 7 mesi, quasi 7 mesi di fermo scolastico, è mai accaduto nella storia, neanche durante la guerra, il che vuol dire che dovremmo iniziare. Poi abbiamo assistito a questo teatrino delle elezioni che a tutt'oggi ancora non ha una data certa, elezioni che potevamo già aver fatto il 6 luglio come proponevo io, in maniera tranquilla, distanti dal Covid. Andremo il 21 settembre, io non so che scenario troveremo, e se sarà uno scenario, diciamo, con il coronavirus non andremo più a votare, e così avremo esaudito le aspettative di coloro che a Roma, che rappresentano partiti che ormai non li vota più nessuno, non volevano andare a votare. Allora, gli studenti subito a scuola da settembre e in totale sicurezza? Ma guardi, noi come i colleghi presidenti abbiamo scelto di aprire il 14 di settembre le scuole. Sembra che se si andasse a votare il 20 e 21 settembre, e cioè la domenica e il lunedì, avremo un fermo di pochi giorni, si calcola il sabato, il giorno prima dell'apertura delle urne, e poi il martedì, e quindi dovrebbe essere 2-3 giorni persi. Consideri che le famiglie sono angosciate dal fatto che debbano programmarsi, anche perché comunque i minori vanno accuditi e la scuola, diciamo, è un elemento di formazione ma anche di tranquillità per le famiglie.
Ecco, allora avete sentito queste le parole del presidente della regione del Veneto, Luca Zaia, all'inizio dell'intervista, appunto il focus sul turismo, l'impegno della regione in questa importante campagna promozionale appunto in Italia ma anche all'estero per promuovere il turismo, anche se insomma sicuramente l'avete sentito, appunto sarà l'annus horribilis per questo settore. Proprio per parlare di questo abbiamo in collegamento Skype il presidente di Asconf Confcommercio Treviso, Federico Capraro. Salve, buona giornata e buona domenica, presidente. Allora, buongiorno a tutti voi. Buongiorno. Allora, l'annus horribilis del turismo, in modo particolare, ed è stato pubblicato proprio ieri un'indagine a livello nazionale su questo, per le città d'arte che stanno soffrendo forse ancora di più delle località balneari o montane in queste settimane estive. È così perché sono le realtà che sono basate principalmente su un mercato straniero di lunga provenienza, di distanza, quindi oltreoceano. Sto pensando agli Stati Uniti, sto pensando al Giappone, sto pensando alla Cina, e quindi mancano quei mercati particolari, ne risentono le città d'arte in primis in tutta Italia. Per quello che riguarda il contesto veneto, ovviamente Venezia e Verona. I dati in ambito veneto ci dicono che la montagna sarà il contesto che risentirà meno della situazione, e comunque, se vogliamo scendere in alcuni particolari, oggi assistiamo sulle spiagge ad un andamento discreto nei fine settimana, ovviamente tutt'altra cosa è durante la settimana, ma come diceva il governatore siamo già a metà stagione. I contesti invece, penso alle province di Vicenza, alle province di Padova, alle province di Treviso, nel quale il mercato turistico è in percentuale più bassa rispetto anche al mercato business, lì assistiamo a cali importanti, attualmente superiori all'80%. Crediamo di attestare a fine anno il dato sul 75% in meno rispetto all'anno scorso, proprio perché c'è una doppia mancanza, cioè la mancanza del turismo leisure, del turismo di piacere, e la mancanza anche del turismo business, perché oggi anche le aziende sono bloccate per quello che riguarda le trasferte, soprattutto del contesto della consulenza, del commerciale, un po' meno dell'ambito tecnico, ma in ogni caso i numeri sono veramente impressionanti. Ecco, questo sta cominciando già ad avere delle ripercussioni sull'occupazione e sulle strutture ricettive proprio di queste ultime ore. Insomma, la notizia della chiusura di alcuni alberghi, insomma, molto noti, per esempio della provincia di Treviso, con le conseguenze occupazionali che possiamo immaginare. Dal vostro osservatorio, in questo senso, com'è la situazione, quali sono le prospettive future? Beh, dal contesto regionale di cui parlavamo prima, scendendo in quello provinciale del mio ambito di competenza, quindi la provincia di Treviso, evidenziamo come passiamo dal 2019 oltre 2 milioni di presenze turistiche l'anno, al 2020 dove probabilmente chiuderemo l'anno con dei numeri superiori, leggermente superiori ai 500.000, quindi il 25%, questa è la previsione di presenze rispetto all'anno precedente. Cosa vuol dire? Che per ospitare queste 2 milioni di presenze l'anno in provincia di Treviso noi avevamo la disponibilità di 6 milioni di posti letto l'anno. Ecco perché già da anni noi denunciavamo un eccesso di offerta sul mercato. Questo sia per quello che riguarda il mercato alberghiero che extra-alberghiero, che è cresciuto in maniera spropositata negli ultimi anni. Per cui, se già avevamo un tasso di occupazione letti che era di poco superiore al 30%, capite che oggi a fronte di questi numeri che calano in questa maniera le previsioni sono drammatiche. Abbiamo assistito nelle settimane scorse ad una chiusura, e quando mi hanno chiesto quali erano le aspettative avevo
anticipato, cosa già peraltro condivisa anche su questi passaggi televisivi con voi a marzo, se vi ricordate, che sarebbe trattato della prima delle chiusure. E così anche questa settimana abbiamo preso coscienza del fatto che ciò si è confermato e abbiamo letto sui giornali anche di una seconda chiusura proprio nell'Interland di Treviso. Ecco, noi credo che assisteremo di qui a fine d'anno e comunque a marzo 2021 ad una serie di chiusure. Questo perché manca la materia prima, sono i numeri che mancano, sono i turisti e le presenze turistiche. Ecco perché, e non era una difesa di categoria, avevamo denunciato come fossero inconsistenti gli interventi a sostegno delle imprese, in particolare del settore turistico, da parte del governo. Ecco, l'unico modo quindi secondo voi per riuscire a sopravvivere sono degli interventi insomma massicci per riuscire a far sì che queste aziende non chiudano fino a marzo del 2021, in maniera di dare il tempo poi, nella speranza che finalmente insomma la situazione dal punto di vista sanitario migliori non solo nel nostro paese ma in tutto il mondo, in modo da poter ricominciare a viaggiare e quindi ricominciare a vedere sui territori i turisti? Beh, avevamo parlato di una pandemia economica che avrebbe dato seguito a quella sanitaria, e a ruota parlavamo di una pandemia sociale. Credo che queste chiusure aprano già le porte a questa terza pandemia. Perché queste figure che si trovano dalla sera alla mattina senza una possibilità di lavoro, ma soprattutto senza la possibilità di essere reinseriti in un contesto lavorativo, perché a fianco alla chiusura di una struttura non vi è l'apertura di un'altra o comunque la possibilità di essere reinseriti in altri contesti. È proprio un'economia che si ferma, e quindi sono necessari degli interventi forti per traguardare questa situazione, fermo restando che è il piano di rilancio di un paese di cui oggi c'è bisogno per la nostra economia. Cioè noi dobbiamo trovare quelle grandi opere, quei grandi progetti che rimettano in moto l'economia del paese, e dobbiamo trovare quei 3-4 filoni principali che sono locomotiva per tutto l'indotto che generano. Penso all'edilizia, penso all'automotive, penso, vista la stagione, al turismo, che sono i settori traino per il rilancio del paese. Attorno a quello nasce tutta una conseguenza che può trovare i nostri lavoratori a mantenere l'occupazione, può trovare nel frattempo anche un recupero del mercato turistico. Per adesso, negli ambiti di provenienza più vicini, stiamo ragionando sui 500 km di distanza, perché sono le distanze che si raggiungono con la propria auto, che oggi è un mezzo che viene considerato sicuro, preferito all'aereo, preferito ad altri mezzi pubblici. E via via però contiamo che da marzo 2021 possa ripartire un certo tipo di contesto, che è quello dei viaggi a lunga percorrenza, e quindi il recupero anche delle tratte aeree, magari non nella misura di prima, ma almeno con dei numeri ben più importanti. Se penso alla chiusura dell'aeroporto di Treviso e ai numeri che oggi sta producendo l'aeroporto di Venezia, capiamo che siamo ben distanti da quello al quale eravamo abituati. Chiudo per dire che non è per tornare alle vecchie abitudini, è semplicemente per dire che noi abbiamo costruito una economia di territorio che è basata su quei numeri. Ecco che dobbiamo necessariamente creare le condizioni perché permangano quei flussi, permangano quei movimenti di persone, altrimenti l'economia che abbiamo costruito ovviamente non può reggere, non può mantenersi. Ecco, sicuramente. Tornando a quel turismo, vista insomma la stagione che in questo momento funziona, diciamo tra virgolette, quindi soprattutto il fine settimana, soprattutto insomma i movimenti nel raggio diciamo della propria regione. In questo senso la provincia di Treviso continua in qualche maniera ad essere attrattiva, per esempio per i veneti, per chi decide di dare una mano, anche un sostegno all'economia
l'economia del proprio territorio, trascorrendo qualche giorno di vacanza appunto da noi. Si sta un po' vedendo questo meccanismo oppure no? Ma allora, se consideriamo l'ambito veneto, questo è un ragionamento che vale principalmente per la montagna e per le spiagge. Se consideriamo l'ambito trevigiano, noi crediamo che questo ragionamento possa valere per i mesi di settembre-ottobre, che sono i mesi legati principalmente alla scoperta dei centri minori, alle colline, perché è la stagione delle vendemmie, e quindi in un contesto nel quale si gioca maggiormente in casa e si sta più vicini a casa, si crea un movimento di visitatori, anche di turisti di una notte, di 2 notti per un weekend. Crediamo che a settembre-ottobre possa essere il momento nel quale anche, per fare un esempio, le colline di Conegliano e Valdobbiadene, oggi patrimonio UNESCO, piuttosto che i centri di Treviso, di Asolo, possano tornare a recuperare un po' di appeal e anche un po' di numeri. Ecco, tornando ad un altro settore invece che è stato comunque particolarmente colpito dalla crisi seguita all'emergenza sanitaria, quello dei pubblici esercizi, dei bar, dei ristoranti, dopo la riapertura diciamo questo mese e mezzo insomma di ritorno della gente insomma magari a frequentare i locali, che bilancio possiamo trarre? Com'è la situazione in questo settore? Sempre per parlare di numeri, che così rappresentiamo bene in maniera anche chiara la situazione, se per il turismo, come dicevo, stiamo parlando di cali del 75%, quindi per le strutture ricettive, per quello che riguarda la ristorazione parliamo di cali che vanno dal 30 al 50%, questo in ragione della tipologia di cucina, della tipologia di location, della possibilità di avere degli spazi all'aperto, del fatto di essere dei ristoranti che offrono una soluzione in particolare per i banchetti, che oggi invece al di là dei matrimoni sono comunque limitatissimi, e quindi una ristorazione che viaggia sui numeri che dicevo, meno 30, meno 50, pubblici esercizi, che vuol dire i bar, per capirci, nelle varie tipologie, che viaggiano da un meno 10 a un meno 30%. Anche qui in ragione dei numeri che possono essere maggiormente prodotti durante la pausa pranzo, che è sicuramente il settore che è saltato maggiormente in ragione dello smart working, in ragione delle nuove abitudini che si sono create. Lì invece sono minori, dove magari il pubblico esercizio lavora di più la sera con gli aperitivi, perché c'è questo bisogno di recuperare la socialità, che è una nostra caratteristica molto italiana, anche molto veneta, di trovarci, incontrarci con gli amici, ma anche con i conoscenti davanti a un bicchiere di vino nel bar, magari sotto casa. Ecco, io credo che questa è la rappresentazione corretta, e credo che il recupero di questa socialità e di questo modo di stare nuovamente insieme, pur con degli accorgimenti, pur tenendo conto di tutte le preclusioni che ci sono, e è corretto che ci siano, credo che sia il modo per tornare alla quotidianità e alla normalità. Sicuramente. A proposito delle preclusioni, visto che insomma oggi è domenica, il fine settimana lo sappiamo, purtroppo si sono anche verificati degli episodi legati alla movida, con assembramenti davanti ai locali, con ragazzi, ma non solo, insomma, che non rispettano le regole, non rispettano le distanze, non usano la mascherina, cosa che sta facendo un po' preoccupare anche. In questo senso ci sono stati insomma dei casi anche abbastanza significativi nel nostro territorio, e delle polemiche relative a delle sanzioni, per esempio comminate ad alcuni esercenti. In questo senso, diciamo, voi come organizzazione di categoria, che consigli e che raccomandazioni vi sentite di dare sia alle persone naturalmente che agli esercenti, ai vostri associati? Ma credo che questo sia il momento in cui il richiamo debba essere fatto, il grande equilibrio e la grande responsabilità di tutti, e quindi da parte dei gestori, da parte
di coloro che vengono nei nostri locali e che ben conoscono quali sono le regole da rispettare, e da parte delle amministrazioni che intervengono con delle ordinanze che abbiamo verificato anche corrette, perché bisogna comunque in questo momento fare la massima attenzione, e anche da parte delle forze dell'ordine, che vedo che intervengono con molta logica preventiva più che repressiva. Poi è chiaro che in alcune situazioni sono scattate anche le sanzioni. Perché? Perché è necessario, ripeto, grande responsabilità. Non possiamo pensare che dopo tutto il sacrificio che abbiamo fatto per ripartire, e come diciamo sempre è una ripartenza molto dura, molto lenta, oggi per fare un passo veloce in avanti magari ci troviamo costretti a farne due indietro, perché non riusciamo a far rispettare delle condizioni che rendono sicuro il nostro vivere la comunità. Ecco, c'è bisogno ancora di grande attenzione. Abbiamo visto che si può tornare alla normalità, ma facciamolo appunto con responsabilità. E infatti questa è proprio una delle raccomandazioni che sono state lanciate dal Viminale in queste ultime ore a tutte le prefetture. L'abbiamo sentito dal sottosegretario del Ministero dell'Interno Achille Variati, perché anche a fronte del ripresentarsi di alcuni focolai il Ministero dell'Interno ha deciso di dare un giro di vite soprattutto a comportamenti scorretti di questo tipo, che finiscono per danneggiare l'intera comunità ma anche gli stessi esercenti, perché non dimentichiamo che oltre al danno immediato della sanzione o della chiusura, qualora dovesse scoppiare un focolaio in una determinata struttura piuttosto che in un ristorante o in un bar, sicuramente le ripercussioni poi si protrarranno nel tempo in maniera pesantissima. Quindi è chiaro che è nell'interesse di tutti, no? Cercare il più possibile di rimanere fedeli e osservare con responsabilità e scrupolo quelle che sono le indicazioni che vengono date dalle autorità sanitarie, no? Ma assolutamente, devo anche essere sincero, abbiamo lavorato in questi 120 giorni a strettissimo contatto con Confcommercio Treviso e come tutte le altre associazioni di categoria, ad esempio con il prefetto Laganà, con tutte le amministrazioni locali, e con grande spirito di collaborazione. L'intento è lo stesso da parte di tutti. Ripeto, bisogna prestare molta attenzione. C'è anche un altro aspetto, che nel momento in cui poi dovesse emergere una situazione che va peggiorando, questa crea una coda lunga in termini di comunicazione, che va anche al di fuori dei nostri contesti territoriali, va anche all'estero, che poi è difficile da gestire, perché capiamoci, nel momento in cui esce una notizia, perché si verificano dei casi in un determinato contesto di un territorio, di un comune, di un ambito, poi è difficile riuscire a far sì che ciò che venga comunicato rappresenti correttamente quel contesto, quell'ambito, limiti quel caso. In questo momento è facile che qualsiasi tipo di episodio venga strumentalizzato, venga amplificato, e quindi passa un messaggio di un territorio insicuro, un territorio nel quale bisogna fare attenzione, nel quale non è ancora possibile andare in vacanza. Insomma, si crea tutta una ripercussione, ecco, che poi paghiamo a caro prezzo e per lungo tempo. Ecco perché, ripeto, l'invito è quello alla massima attenzione da parte di tutti. È una responsabilità come posso dire, proprio di comunità, per cui spetta a ciascuno indipendentemente dal ruolo che ha. Noi siamo i primi a portarla avanti, però ripeto, ognuno se ne porti un pezzo e contribuisca per un pezzo a far sì che anche l'Italia, il Veneto e la nostra provincia esca da questa situazione. Sicuramente è nell'interesse di tutti. Io ringrazio il presidente di Ascom Confcommercio di Treviso, Federico Capraro, per essere stato con noi. Grazie e buon lavoro naturalmente e buona domenica. Proprio per continuare a parlare di vacanze anche, vediamo il servizio che abbiamo realizzato proprio a Treviso, sentendo i trevigiani che cosa intendono
intendono fare per queste vacanze in questa estate, insomma, così diversa dalle precedenti e così anomala. C'è chi preferisce restare a casa, chi invece sta già pensando a mete lontane. Sentiamo che cosa ci hanno risposto. Quest'anno andrai in vacanza? Penso di sì, però comunque in zona o in una casa che ho in montagna, comunque resterò in Italia. Non ti fidi dell'estero? Non più di tanto, diciamo che è meglio restare qui in Italia e aiutare anche tutto l'ambito della ristorazione, degli hotel, eccetera, e quindi preferisco restare qui. Sì, e appunto quest'anno è l'anno della mia maturità e quindi viaggio di maturità in Sicilia, appunto anche per promuovere l'Italia che ne ha bisogno a maggior ragione in questo periodo. Dalla Sicilia a Bolzano, dal mare allo sport sui monti, agli itinerari green, i trevigiani si allineano al trend nazionale evidenziato dall'indagine condotta da Confturismo sulle previsioni legate alle vacanze. Secondo il sondaggio, infatti, ben il 93% degli intervistati resterà in Italia, il 16% in più dello scorso anno. In Italia, a Bolzano. C'è preoccupazione? Io personalmente no, però no, penso sia abbastanza tranquilla la situazione al momento. Ad essere penalizzate saranno però le città d'arte, al quarto posto fra le preferenze menzionate, solo dal 15% contro il 22% dello scorso anno. Al contrario, gli stranieri, che invece arriveranno proprio per godere delle mete artistiche e dei percorsi enogastronomici, come questa coppia di olandesi che rileva l'attenzione in Veneto nel rispetto delle norme di sicurezza. Stando ai dati raccolti dall'osservatorio Confcommercio, ci sarà comunque un 7% di vacanzieri che opterà per mete estere, Grecia, Francia, Spagna e la new entry Austria, che sostituisce l'Inghilterra normalmente presente fra le destinazioni pre-Covid. Noi andiamo sempre in Croazia, a Rovigno, perché abbiamo una roulotte. Infine una nutrita platea di indecisi, un 19% che vorrebbe partire, ma non sa se contare sulle disponibilità economiche, su ferie sufficienti o se fidarsi. Quest'anno si andrà in vacanza? Forse. Da cosa dipende? Dalla sicurezza, dall'economia? No, dipende dal fatto che non ho ancora preventivato perché sto ancora lavorando. Ecco, continuiamo con la cronaca, vi anticipo intanto la notizia purtroppo tragica di 2 gravissimi incidenti stradali che si sono verificati sulle strade della nostra regione ed hanno coinvolto 2 motociclisti. Ne parleremo tra poco, ci collegheremo con il collega Lucio Zanato che si trova a Ramon di Loria, dove appunto questa mattina all'alba c'è stato un grave incidente mortale nel quale ha perso la vita un uomo di 38 anni, nato a Castelfranco, residente nel Bassanese, e la ragazza 22enne di Mussolente che viaggiava con lui è rimasta ferita seriamente. Ma ce n'è stato anche un altro incidente, sempre che ha visto coinvolto un motociclista vicentino, Mirko Scaggion, di 42 anni, che è morto a causa delle ferite riportate ieri sera a Poiana Maggiore in un incidente appunto che si è verificato in questo comune del Basso Vicentino, dove appunto la vittima abitava. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, l'uomo, che lavorava in un'azienda della zona, era alla guida di una moto di grossa cilindrata, si stava recando a fare rifornimento di benzina quando ha perso il controllo del mezzo. La moto si è schiantata contro un palo, poi è finita contro un'auto in sosta ed infine è stata sbalzata per svariati metri. Il motociclista è finito contro lo spigolo di un marciapiede. Le sue condizioni sono apparse fin da subito gravissime. Sul posto è arrivata l'ambulanza, il 118, purtroppo però nonostante i tentativi di rianimarlo dei sanitari, il 42enne non ce l'ha fatta, è deceduto sul posto. Per l'altro incidente, appunto, vi dicevo, ci collegheremo tra poco con il collega Lucio Zanato. Intanto continuiamo e torniamo a parlare di economia, perché ieri il ministro Federico D'Incà, ministro per i rapporti con il Parlamento, ha illustrato quelle che sono alcune delle nuove misure a sostegno delle imprese. Sentiamo.
Domenica la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo decreto semplificazione del governo, la notizia da Treviso da parte del ministro veneto Federico D'Incà nella Marca per un altro incontro. Ecco cosa cambierà di fatto nella pubblica amministrazione, oltre che nelle 460.000 imprese venete con le loro unità locali, loro malgrado coinvolte dal Covid. Si semplifica il paese. E come si fa? Intanto portando tutta la parte della chiamata diretta sugli appalti da 40.000 euro a 150.000 euro e poi con delle procedure semplificate fino a 5 milioni di euro e se interessa la parte del Covid saranno semplificate anche quelle sopra i 5 milioni di euro. Novità anche sulle limitazioni per danno erariale. Restringere il campo di applicazione anche del danno erariale soltanto dove vi sia effettivamente il dolo, quindi è un grande passo importante. Nel nuovo decreto, tra i vari punti, anche misure per l'innovazione volte a semplificare e favorire le iniziative mediante l'impiego delle tecnologie emergenti e che vedono coinvolte la Camera di Commercio di Treviso e Belluno con le quasi 130.000 aziende rappresentanti i primi 2 distretti italiani legati rispettivamente al Prosecco e al suo indotto e all'occhialeria nel bellunese. Quindi la Camera di Commercio del Veneziano con le sue 127.000 imprese dove farà da padrone il settore commercio con il turismo. Mantenere in vita tutta la parte sul turismo, questa è una parte che ci sta veramente a cuore. Il bonus vacanze è stato fino ad oggi scaricato da 400.000 famiglie in pochi giorni. Noi ci aspettiamo che tutti i 2 miliardi e 400 milioni di euro possano essere utilizzate. Una famiglia che scarica questo bonus è una famiglia che va in ferie, che magari prima non ci pensava di utilizzarlo per una vacanza quest'anno e quindi ci aspettiamo che le nostre coste, i nostri laghi del Veneto, la montagna bellunese da cui io vengo possano finalmente insieme alle città d'arte tornare a vivere della loro bellezza e del turismo. Ecco, ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Restate con noi, a tra poco lì nella regia. Eccoci nuovamente in diretta con l'edizione straordinaria dei nostri telegiornali. Abbiamo parlato nella parte precedente della pubblicità della situazione del turismo nella nostra regione con Federico Capraro, presidente di Ascom Confcommercio Treviso. Ci colleghiamo ora per un focus sul litorale veneziano con Roberta Nesto, sindaco di Cavallino Treporti. Buongiorno sindaco. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Buongiorno, grazie allora per essere con noi in collegamento. Cavallino Treporti, sappiamo è una località del litorale veneziano particolarmente amata soprattutto da chi ama il turismo plein air, da chi ama l'aria aperta, il campeggio, uno dei poli più importanti a livello internazionale proprio delle vacanze in campeggio. Come sta andando questa stagione così diversa insomma da tutte le precedenti? Come giustamente lei sta dicendo, è molto diversa. Noi abbiamo circa il 75% di turismo tedesco e quest'anno i tedeschi sono davvero pochi. Ci sono italiani, ci sono anche altri turisti di lingua tedesca, ma sono decisamente molto pochi. Stiamo oggi ragionando su presenze con una riduzione del 60%, quindi è anche abbondante. È una grande preoccupazione perché eravamo tra l'altro anche molto tranquilli perché i nostri spazi, la nostra spiaggia è una spiaggia molto larga, le nostre strutture sono appunto all'aria aperta e proprio per questo motivo eravamo sereni e tranquilli perché le garanzie della sicurezza della vacanza erano tutte garantite. Anche poi nei nostri alberghi, nei nostri B&B, affittacamere, affitappartamenti, era stato fatto un grande lavoro da tutti gli imprenditori per rispettare, però gli ospiti fanno fatica ad arrivare, quindi c'è una grande preoccupazione. Assolutamente bisogna che ci sia un intervento a scala sovracomunale sia in termini di liquidità sia in termini di promozione, perché oggi come oggi il Covid-19 ha lasciato delle ripercussioni economiche gravissime. Ecco sindaco, per quanto riguarda le strutture all'aria aperta, insomma i campeggi che sappiamo sono insomma la punta di diamante del turismo a Cavallino Treporti con strutture molto rinomate, ce n'è insomma veramente per tutti i gusti, dai campeggi
a 5 stelle extra lusso, possiamo dire, fino a strutture per famiglie, magari dedicate a chi vuole spendere un po' meno. Insomma, veramente l'offerta che si può trovare sul litorale del Cavallino spazia un po' per quelle che sono tutte le esigenze del turismo in campeggio. In questo momento sono tutte aperte le strutture. Ci eravamo sentiti tempo fa, qualche settimana fa, c'erano ancora dei campeggi chiusi ai primi di luglio, la settimana scorsa, insomma ancora delle strutture che non avevano aperto i battenti. Allora, i nostri campeggi, che poi in realtà sono dei villaggi turistici, perché c'è ovviamente anche il pernotto in unità abitativa, ci sono tante possibilità, oltre che ovviamente alla roulotte, la maxi caravans, la tenda, eccetera. Tutte le nostre strutture ormai hanno aperto. Le uniche 3 strutture che hanno tenuto chiuso ovviamente l'hanno fatto per tutta una serie di riflessioni. Io però mi permetto di dire che in questa stagione veramente chi ha aperto sono stati delle strutture importanti che hanno fatto veramente, dal punto di vista del valore sociale dell'impresa, hanno dato un messaggio importante, perché in una stagione così difficile aprire i battenti e dar lavoro ai nostri lavoratori stagionali è stato veramente un messaggio fondamentale, e devo dire che gran parte delle strutture del nostro territorio lo hanno fatto, quindi un plauso da parte mia, dell'amministrazione, a tutti gli imprenditori. Senza impresa non c'è lavoro, e il lavoro è fondamentale per tutte le famiglie. Oggi però mi permetto di ricordare che oltre al lavoro c'è bisogno anche di risorse, di ammortizzatori sociali per i lavoratori e di risorse per le imprese. Sicuramente. Come comuni del litorale, so che ci sono insomma molti contatti tra voi sindaci, tra voi amministratori, che cosa chiedete, che cosa state cercando di fare insieme per far fronte insomma a questa mareggiata, diciamo così, per restare in tema, assolutamente imprevista, che ha travolto insomma il settore turistico? Ormai da oltre 5 anni si lavora assieme, abbiamo la conferenza dei sindaci del litorale veneto, io sono la vicepresidente, il sindaco di San Michele al Tagliamento è il presidente, ma tutti i colleghi collaborano. Tutti insieme abbiamo fatto una importante campagna di promozione sulla stampa, in TV, abbiamo fatto una serie di azioni promozionali. E ovviamente ci siamo rivolti più volte al Presidente, al Premier Conte e a tutto il governo per far presente le necessità, che in più sono sostanzialmente 3. Lavoratori e impresa, e quindi l'aspetto economico. Semplificazione dell'azione amministrativa e risorse per i comuni, perché purtroppo anche i nostri bilanci sono gravemente a rischio, e quindi le risposte da dare ai cittadini, se i nostri bilanci sono in ristrettezze, sono in difficoltà, chiudono con dei numeri negativi importanti, per esempio Cavallino Trasporti, a noi mancano 4,5 milioni di euro, che non sono pochi, e allora noi siamo molto preoccupati, noi sindaci, perché la nostra responsabilità è quella di dare risposta a tutta la comunità, alle famiglie in difficoltà, agli studenti, ai lavoratori, alle imprese, e quindi francamente garantire i servizi con queste difficoltà, avendo meno entrate, diventerà soprattutto in autunno difficilissimo, e quindi abbiamo bisogno di aiuto. Quindi i sindaci questo chiedono al governo e alle istituzioni sovraordinate. Sicuramente. Sindaco, venendo ad un altro tema, oggi è domenica, peraltro è una bellissima giornata, quindi sicuramente immagino che anche al Cavallino, come in tutto il resto del litorale, si siano riversate molte persone per trascorrere anche una sola giornata al mare. Uno degli aspetti che è stato evidenziato nelle ultime settimane, alla luce di quelle che sono le disposizioni sanitarie per evitare assembramenti e contatti, è proprio quello appunto di evitare di stare troppo vicini, di mettersi in troppe persone sotto l'ombrellone, di affollarsi ai chioschi piuttosto che ai servizi, alle docce. Voi in questo senso avete attivato anche dei controlli con la polizia locale proprio sull'Arenile. Può dirci come sta andando in queste settimane, insomma in queste giornate, questa attività della vostra polizia locale?
Allora, già da 3 settimane noi abbiamo attivato i controlli, ma anche le prenotazioni delle spiagge libere per i pendolari, e abbiamo visto che sostanzialmente ci sono più multe per quanto riguarda il parcheggio abusivo piuttosto che non regolamentare, ma che in spiaggia tutto sommato le persone sono molto rispettose delle regole, pochissime le eccezioni, e anche i chioschi gestiscono bene i loro flussi, i ristoranti sulla spiaggia lo stesso. Le persone che stanno sotto l'ombrellone sono persone di solito che appartengono allo stesso nucleo familiare. I bambini, pur giocando in riva al mare, cercano comunque di un minimo rispettare le regole, e devo dire quindi che c'è una soddisfazione complessiva. Ovviamente questo non ci fa abbassare la guardia, perché i nostri controlli, la polizia locale continuerà anche nei prossimi giorni, unitamente alla Capitaneria di Porto e ai nostri carabinieri. Quindi è un interforze, una sinergia sul territorio molto importante. Ma mi rendo conto che non abbiamo un vigile urbano per ogni cittadino o per ogni persona che va in spiaggia, e quindi tutto è molto rimesso al senso di responsabilità delle persone, e devo dire che c'è un grande senso di responsabilità. Peraltro la nostra spiaggia, che è una spiaggia molto larga, favorisce questo aspetto del distanziamento, quindi direi che le cose stanno procedendo abbastanza bene. Ecco, come funziona, Sindaco, a Cavallino Tre Porti la spiaggia su prenotazione? L'abbiamo visto in altri comuni, no? Ormai è uno dei, come dire, cavalli di battaglia delle amministrazioni per cercare di evitare appunto gli assembramenti anche in quei tratti di arenile liberi, laddove non ci sono gli stabilimenti balneari, e a Cavallino Tre Porti, proprio per le caratteristiche della spiaggia che abbiamo detto, sono particolarmente ampi e numerosi, no, i tratti di spiaggia libera, Sindaco. E quindi diventa anche difficile il presidio, per cui è un po' un tema complesso, però siamo abbastanza soddisfatti del sistema che abbiamo varato qualche settimana fa, anche molto in velocità tra l'altro. È una pagina web in cui il giornaliero, il turista pendolare giornaliero si prenota, è semplicissimo, ormai tutti abbiamo lo smartphone, quindi basta andare là e sulla pagina che c'è sul sito del comune, si fa la prenotazione che è automatica, arriva una email di ritorno. Questo ovviamente vale solo per i giornalieri, perché invece i residenti, gli ospiti dei residenti, chi è in una struttura ricettiva del litorale, chi va quindi in una struttura di qualsiasi tipo, può avere il modulo, lo compila o lo compila l'ospitante, cioè colui che ospita una persona, e quindi dopo lo può anche fotografare sul telefonino e averlo semplicemente in maniera appunto sullo smart, e questo ci consente quindi di verificare gli accessi, di fare una differenziazione e quindi anche una sensibilizzazione alle persone che appunto devono evitare di fare assembramenti. Devo dire che però inizialmente è stato registrato una certa difficoltà da parte delle persone di capire il sistema. Oggi invece riceviamo telefonate di complimenti, perché tutto sta funzionando regolarmente, quindi la soddisfazione. Tra l'altro abbiamo anche investito in questo sistema informatico pochissime risorse, abbiamo fatto un po' di pubblicità, quindi spendendo veramente molto poco abbiamo ottenuto un grande risultato, quello di organizzare i flussi. Benissimo, io la ringrazio, Sindaco, per questo collegamento, grazie per essere stata con noi, buona giornata e buona domenica anche a lei, buon lavoro, buon mare a tutti coloro che stanno trascorrendo questa giornata in spiaggia sul bellissimo litorale di Cavallino Tre Porti. Noi ora, sì, mi fanno segno dalla regia, abbiamo in collegamento telefonico da Ramon di Loria Lucio Zanato. Vi anticipavo prima che purtroppo c'è stato questo grave incidente all'alba e ha perso la vita un motociclista. Lucio, ci sei? Buongiorno. Buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Io mi trovo nella rotatoria diciamo, tra Cassion e Ramon nel comune di Loria,
all'altezza vicino al confine anche con Castello di Godego, quindi siamo nella parte ovest, quasi a confine con il Vicentino della provincia di Treviso. La rotatoria è quella tra via 24 aprile e via Cale Uncino. Cosa è successo? Tra l'altro sono riuscito a sentire la prima soccorritrice, per cui ho praticamente vi posso raccontare cosa ha visto lei e poi lo racconteremo stasera nel corso del telegiornale, anzi faremo parlare direttamente lei. Allora, questa mattina intorno alle 5:30 praticamente una moto di non grossa cilindrata con in sella 2 persone, ovvero Davide Stefazzon, 38 anni, lui nativo di Godego, però residente a Castelfranco, e una 21enne di Mussolente, stavano percorrendo via 24 aprile in direzione nord. Molto probabilmente, essendo diciamo così mattina presto, probabilmente forse loro stavano rientrando dopo una notte passata in una festa, insomma non si capisce bene cosa sia successo. Fatto sta che evidentemente dai segni sull'asfalto, credo che stiate guardando le immagini, Davide deve aver perso il controllo del veicolo, la moto è scivolata sull'asfalto e mentre la ragazza, pur avendo riportato delle escoriazioni, si è fermata sostanzialmente a ridosso della moto, Davide invece è rotolato oltre la moto, ha impattato con il cordolo di cemento della rotatoria, soprattutto con la testa, ha sbattuto violentemente sull'angolo del cartello che indica la rotatoria, quel cartello nero con bande nere e bianche che sicuramente state vedendo nelle immagini. Come potete vedere, nella parte bassa sulla destra l'angolo del cartello è piegato. La testimone, che è una operaia rumena che questa mattina intorno alle 5 si stava recando al lavoro, dice appunto che mentre la ragazza era cosciente e urlava Davide Davide, purtroppo il 38enne riversava sull'asfalto con una posizione non naturale per quanto riguarda la testa, aveva il casco comunque, quindi evidentemente una tragica, un appuntamento col destino, perché impattare per poi prendere esattamente l'angolo del cartello stradale, credo che sia veramente un appuntamento con il destino. Cosa è successo successivamente? La donna ha chiamato subito il 118, che è arrivato, ha prestato diciamo così le prime cure alla 21enne, trasportandola poi all'ospedale di Castelfranco, mentre purtroppo per Davide non c'è stato nulla da fare. Pensate che pare che la giovane, ma questa è la testimonianza dei vicini che non hanno sentito assolutamente nulla, dimostrazione che non si è sentito un grosso impatto, eppure intorno tutte le famiglie, essendo area agricola, erano già tutte in piedi, chi perché c'è l'allevamento, chi invece perché addirittura vicino a un vivaio. Avremo una testimonianza che questa sera in tal senso. Cosa è successo? Loro non hanno sentito nulla, si sono accorti dell'incidente perché hanno sentito una sirena arrivare. Questo è per quanto riguarda i vicini. Poi quando hanno riconosciuto chi era la persona deceduta per terra, hanno riconosciuto appunto in Davide Stefazzon. La mamma è stata, pensate, avvertita addirittura dalla ragazza 21enne che era cosciente, e con una telefonata questa mattina gli ha dato purtroppo la tragica notizia alla mamma appunto di Davide, che Davide non c'era più. Questo per quanto riguarda, diciamo così, il racconto della vicenda. Sul posto la autostrada di Treviso per i rilievi, però evidentemente lì sicuramente è stato proprio un momento, forse si sarà accorto all'ultimo momento della rotatoria. Teniamo presente, l'avete visto nelle immagini, che in questo momento il mais è molto alto e quindi quando si prende questa via dritta solo all'ultimo si scorge che c'è questa rotatoria. Mi dicevano i vicini che tra l'altro la rotatoria è stata realizzata proprio su pressione dei residenti, perché prima c'era un incrocio e su quell'incrocio c'erano stati già diversi decessi per incidente. Marta, a te. Grazie. Allora Lucio, vedremo naturalmente il servizio nel corso del TG di Treviso in onda questa sera alle 19:30 su questa tragedia appunto che si è verificata all'alba a Ramon di Loria. Purtroppo, dicevamo prima, c'è stato anche un altro incidente mortale sulle strade del Veneto che ha visto coinvolto sempre un motociclista. È accaduto nel Vicentino, a perdere la vita Mirko Scaggion, 42 anni, di Poiana Maggiore. Anche in questo caso la moto ha perso improvvisamente il controllo senza che vi siano stati altri veicoli coinvolti e il motociclista ha perso la vita a causa delle gravi ferite
riportate. Noi ora torniamo a parlare dell'andamento dell'epidemia da coronavirus nel nostro territorio. Ne abbiamo parlato all'inizio di questa edizione straordinaria perché c'è stato appunto questo nuovo focolaio scoperto in una casa di riposo della provincia di Treviso, il Bombozzolla di Farra. Sono stati effettuati nelle ultime ore oltre 200 tamponi. Gli ultimi risultati hanno rivelato la presenza di 8 ospiti positivi e 2 operatori, ma sono in corso altri tamponi, una settantina, ci diceva il direttore generale dell'ULSS, proprio a tutte le persone che hanno avuto contatti, quindi con chi lavora o è ricoverato in questa struttura. Dovremmo avere in collegamento telefonico il sindaco di Farra di Soligo, Mattia Perencin. Non c'è ancora, per cui fatemi sapere insomma dalla regia appena sarà pronto il collegamento per fare il punto. Si tratta sicuramente di una situazione sotto controllo, ma che come ci diceva il direttore generale dell'ULSS Benazzi desta una certa apprensione e indica anche quanto subdolo sia il virus, perché il primo contagiato all'interno della casa di riposo è un anziano che era entrato da poco e che prima di entrare, così come previsto dai protocolli sanitari, era stato sottoposto ai 2 tamponi, risultati entrambi negativi. Si è positivizzato poco dopo essere entrato, quindi insomma questo virus che viaggia sotto traccia e che riesce quindi ad insinuarsi, come dire, anche attraverso queste maglie molto strette dei controlli che sono predisposte dalle strutture sanitarie. Il sindaco c'è? È al telefono? No, niente, non ancora. Allora, vediamo un servizio che abbiamo realizzato nelle ore scorse dalla nostra redazione di Padova relativo ad un altro caso che sicuramente insomma ha destato una certa allarme, ed è relativo ai bengalesi che erano stati abbandonati ieri lungo la statale del Santo a Campo d'Arsego. Sappiamo che a causa dell'elevata circolazione del virus l'Italia ha interrotto tutti i contatti con il Bangladesh e quindi queste persone non si sapeva bene da dove fossero arrivate, come fossero arrivate nel nostro territorio, ed erano state abbandonate appunto lungo la statale del Santo da un pullman. Sentiamo quindi il servizio. Li hanno visti vagare lungo la statale del Santo, c'è chi dice fossero 15, chi almeno una trentina. L'allarme è scattato venerdì sera, automobilisti in transito lungo la regionale 308 all'altezza di Campo d'Arsego cominciano a chiamare i vigili perché notano dei cittadini bengalesi che camminano in gruppo senza mascherina. Anche il presidente della provincia, Fabio Bui, nota la scena e avverte le forze dell'ordine. Non potevano non essere notati e ho chiamato subito il comando della polizia locale che poco dopo è intervenuto e fino a stanotte li abbiamo trattenuti a Campo d'Arsego per i primi accertamenti, anche per capire bene come mai 15 persone erano lì. La polizia locale della Federazione del Campo San Pierese arriva sul posto e rintraccia 11 stranieri. Sono spauriti, affamati e assetati, parlano pochissimo l'inglese. A fatica dicono di arrivare dalla Lombardia e di essere stati scaricati lì da un pulmino che poi si è dileguato. Vogliono andare a Napoli, Roma e Bologna. C'è anche chi riesce a chiamare un taxi e ad allontanarsi. Il comandante della polizia locale Antonio Paolocci e il vice sindaco di Campo d'Arsego Walter Gallo riescono a portarli nella sede della protezione civile del comune. Qui vengono rifocillati da una prima ricostruzione, sembrano essere 4 bengalesi, 5 pakistani e 2 cittadini del Suriname. In tarda serata vengono portati al Dipartimento di Igiene dell'ospedale di Padova per i tamponi per il coronavirus. L'esito arriva in piena notte, tutti negativi, un primo sospiro di sollievo, ma la vicenda è inquietante. Dietro potrebbe esserci l'ombra del caporalato legata all'emergenza sanitaria, la paura dei controlli dopo che nelle scorse ore l'Italia ha bloccato l'ingresso delle persone provenienti dal Bangladesh dove il virus è nel suo picco.
tedesco. La prefettura di Padova ha coordinato tutte le operazioni, nelle prossime ore si provvederà all'identificazione. Pare però che il gruppo di stranieri, quasi tutti irregolari, fossero sul territorio italiano da tempo. Ecco, allora abbiamo ora in collegamento telefonico il sindaco di Farra di Soligo, Mattia Perencin, per fare il punto su questo focolaio individuato al Bombozzola, casa di riposo appunto del comune. Sindaco, buongiorno. Buongiorno a lei e ai nostri ascoltatori. Ecco, la situazione ora com'è? C'è un certo timore insomma nel paese dopo che si è diffusa la notizia di questo nuovo focolaio al Bombozzola? Sì, allora c'è da dire che io sono in costante contatto sia con il direttore sia con la direzione anche dell'ULSS, il dottor Benazzi, e questa mattina ho sentito anche il presidente della regione per avere un po' un quadro. Nella giornata di oggi, verso sera, avremo comunque l'esito anche dei tamponi che sono stati fatti ai familiari degli ospiti. Sono appunto confermati queste nuove persone, queste positività di queste nuove persone, di cui 2 operatori. La cosa è comunque circoscritta, nel senso che è stato applicato il piano di sanità regionale e quindi è scattata la quarantena e la gestione, diciamo, di questa emergenza. Si sta seguendo e monitorando l'evolversi della situazione. È chiaro che c'è un po' di preoccupazione in paese, però comunque da quello che mi viene comunicato, da quello che mi viene detto, direi di stare tranquilli, ecco, nel senso che la cosa è seguita, è circoscritta lì e vedremo poi l'esito dei tamponi sui familiari già questa sera. Domani c'è un altro giro, mi diceva il dottor Benazzi, di tamponi, e poi avremo un po' il quadro delineato della situazione. Ecco, gli ospiti diciamo sono per la maggior parte dello stesso comune, sindaco? Beh, gli ospiti di una casa di riposo ce ne sono di diversi comuni e quindi adesso non le so ancora dire bene la provenienza, che poi è fine a se stessa, nel senso che comunque sono ricoverati lì nella casa di riposo, per cui sono comunque sotto il comune di Farra. Monitoriamo e vediamo l'evolversi della situazione. Ecco, i cittadini come l'hanno presa? Insomma, sindaco, c'è preoccupazione per questo, in qualche maniera, insomma, che il focolaio possa anche uscire dalla casa di riposo e coinvolgere il paese? Beh, è chiaro che questo è stato per noi un fulmine a ciel sereno, nel senso che noi siamo sempre usciti indenni, fortunatamente, grazie ai protocolli che sono stati seguiti all'interno delle case di riposo, sia all'Istituto Botteselle sia alla casa di riposo del Bombozzola, quindi questa nessuno se la sarebbe mai aspettata. È chiaro che la preoccupazione un po' c'è, però è stato individuato il focolaio, è stato circoscritto, si sta seguendo appunto il protocollo, per cui c'è sicuramente attenzione e apprensione, però io cercherei in questo momento qua di tranquillizzare tutti, perché la cosa è seguita. Grazie sindaco, allora grazie, naturalmente buon lavoro, continueremo ad aggiornarci sull'andamento della situazione con lei, naturalmente con i nostri telespettatori nell'edizione serale del telegiornale di Treviso, come sempre alle 19:30. E termina qui l'edizione straordinaria di oggi dei nostri TG. Io vi ringrazio per averci seguito, a tutti un buon pomeriggio e una buona domenica.